se vi mettete qui vicino. Io intanto prima del taglio io direi di fare un saluto, poi vista la mostra farete tutti il vostro saluto. Allora salutiamo il nostro sindaco Massimo Valoriani, il nostro delegato Fabrizio Romani, l'onorevole Nadia Romeo, l'assessore regionale Cristiano Corazzari, arriverà tra poco anche la consigliera regionale Laura Cestavi. Salutiamo il sindaco di Rosolina Michele Rossato, il sindaco di Loreo nonché il presidente del parco Moreno Gasparini, il sindaco di Gaiba Nicola Zanca, il più giovane sindaco del Veneto. Abbiamo l'onore di avere Marco Rossi, sindaco di Frassinelli. Facciamo un applauso ai giovani. Guardate dov'è. Salutiamo per il comune di Portoviro Sante Crepaldi, vicepresidente del Consiglio Comunale, e Francesca Ruzza, consigliere comunale alle biblioteche. Ma sempre di Portoviro abbiamo uno storico amico, Doriano Mancini, già sindaco della città e fondatore della Panda, con la quale siamo anche gemellati. Saluto Angelo Zanellato della Polesine Film Commission e per la FIDA Spolesana di cui siamo testimoni Alessandro Garbini, consigliere, e l'amico Antonio Doria, che è stato per tantissimi anni presidente dell'associazione. Quindi procediamo con il taglio del nastro e grazie di essere venuti per noi, poi faremo il vostro saluto all'interno. Allora, siamo pronti? 3. Aspetta che le metto un cammino. Beh sì, 3, 2, 1. Siamo tutti? Siamo? Vai. Vai. 3, 2, 1, vado, Vai. Oh! La mostra inizia, alla vostra sinistra c'è scritto, le foto in bianco e nero ovviamente sono quelle del 65. Buona visione, poi faremo il primo. Comincia da là e poi si fa. La senti viene per quello, ma Musichetta. Un grandissimo applauso ai Monteponi. Vicino a me ho anche Fabrizio, il vostro delegato, con cui avete costruito un ottimo rapporto, è sempre disponibile, sempre stato, però insomma si è consolidato ulteriormente. Cosa dire? Girando queste bellissime foto che ho spirciato un po', vedo che gli anni sono passati anche per me, i capelli, come diceva prima Michele, ero molto più giovane. E ci sono di quelle cose che sono ben rimaste impresse. Ho visto anche delle persone che sono già salite in cielo, che vi hanno accompagnato, ma soprattutto ho visto foto dove le piazze che voi avete animato erano veramente belle da vedere, partecipate, e soprattutto io dico sempre, quando ero ancora presidente di Adia Shopping, perciò un po' di anni fa, dicevo: se volete fare Cagnara chiamate i Monteponi. Ecco, la Cagnara buona, sana e genuina, perché il sorriso non manca mai quando arrivano i Monteponi ad allietare qualsiasi tipo di manifestazione. Con loro qualsiasi amministrazione ha lavorato sempre bene, dico, e hanno sempre avuto la necessaria e doverosa attenzione, perché loro sono stati ambasciatori della nostra tradizione, delle nostre tradizioni, che sono state portate in ogni dove. Uno su tutti in Piemonte, dove abbiamo diversi viaggi avete fatti, e siete stati 12, e sono nate delle amicizie tra comuni grazie al loro lavoro intenso, portando in giro la loro cultura e le nostre tradizioni. Perciò mi fermo qui, perché sono tante le persone che devono parlare. Bellissime le vostre fotografie, un po' di tristezza perché gli anni ahimè passano, però sono sicuro che tra 60 anni ci ritroveremo ancora per festeggiare queste cose. Grazie. Massimo. Volevo solo dirvi un dato: gli ex componenti che sono passati da noi sono 47 e ci sono stati 23 scomparsi, quindi facciamo un applauso. Onorevole Nadia Romeo, per la prima volta vicino ai Monteponi ufficialmente. No.
Allora, intanto vi ringrazio davvero per l'invito, ci tenevo particolarmente ad esserci, anche perché 60 anni sono davvero un traguardo, sono tanto, sono 60 anni di cultura, di vita di cultura culturale, popolare. Voi avete fatto sorridere, avete allietato, avete fatto gemellaggi, avete tenuto unito un tessuto polesano, ma anche fuori con gli altri polesani, insomma, quindi tante cose, e questa mostra devo dire che la rappresentano tutte, non è soltanto una mostra fotografica, ma è davvero un'esposizione di quello che siete stati, che ce lo dobbiamo ricordare. Io non lo guardo con tristezza, guardo sempre al futuro, perché insomma dovete ancora allietarci con tante ancora iniziative come quelle che fate, che sono davvero tante, i gemellaggi, avete portato comunque il Polesine nell'Italia e siete anche davvero un esempio, perché avete fatto cultura, tradizione, ma anche tanta solidarietà, non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è un'altra caratteristica che voi avete e non hanno tutti, e davvero vi fa onore, e quindi essere qui con voi è un privilegio, è un modo per dirvi siamo vicini come istituzioni, lo siamo sempre stati, ma insomma in questo momento particolare lo sono. Io li ho conosciuti ancora quando ero assessore a Rovigo, quindi anche io tanti anni fa, queste foto mi hanno fatto ricordare i miei primi esordi di assessore, quando ho conosciuto la loro forza. Ecco, è un'altra delle loro caratteristiche, davvero la loro forza d'animo, e viene espressa davvero tutta in questa mostra. Quindi cosa augurarvi? Augurarvi altri 60 anni, perché avete tenuto davvero unite tante generazioni. Il folklore che voi portate è importante ed è davvero un esempio per tenere unita una collettività, ma anche un esempio per l'Italia di come si costruisce con ironia, con rispetto e l'orgoglio delle proprie radici, un'Italia un pochino più unita. Quindi grazie e viva i Montemponi! Grazie onorevole. Tra l'altro si parlava prima di solidarietà, e di solito noi facciamo la consegna con serata d'onore. Quest'anno 7 associazioni hanno ricevuto il nostro contributo da Babbo Natale, cene eccetera, e in più abbiamo fatto anche una borsa di studio, e una strada che vogliamo proseguire, perché è giusto che i giovani siano seguiti. È una ragazza brava con i profitti, però impegnata nel sociale, questo è il nostro obiettivo, tutti gli anni deve essere così. E abbiamo aggiunto un'altra beneficenza che la faremo domani sera al Parkinson, per impreziosire, diciamo, questa serata che faremo di ricordi, che non sarà il solito spettacolo o la serata d'onore, sarà una serata di filò, ce la racconteremo. Qui ho visto Giordano Bergantino, 84 anni, è stato uno tra i primi fondatori, quindi grazie, insieme a Gianfranco. Domani sera faremo. Adesso io mi sono dimenticato e ho saltato la curatrice della mostra, scusatemi, posso inserirla prima dell'assessore Corazzari? Mi permette, assessore Corazzari? Allora, l'idea della mostra è stata sua e lascio che vi dica cosa pensa. Allora sì, l'idea è stata mia, non è stato facile perché 60 anni di storia, dovevamo spulciare alcune foto, è stato veramente difficile. All'inizio si pensava di fare per annata, poi abbiamo deciso di no, siamo andati per argomento, e quindi Babbo Natale, tutte le nostre attività che facciamo. Io sono stata la curatrice, però se non avevo l'appoggio del gruppo non riuscivo a fare tutto questo, perché pensate anche di mettere le stecchette, remigio, come mettere, perché all'inizio parti con un'idea, poi ti trovi qui adesso cosa facciamo? E allora chiama aiuto, e poi il buffet, poi le pulizie, cioè per fare tutto questo ci vuole veramente un gruppo straordinario. Sono questi. Grazie. Devi scappare? Dai un minuto. L'assessore e poi andiamo subito direttamente. Prima lui. Voi mi insegnate tante strade, perché io... Presidente del Parco. Ho rubato la parola, ma non del tutto, dopo arriva anche l'assessore regionale. Io
sarebbero tante congratulazioni da fare a tutto questo gruppo. Una cosa devo dire a Massimo, perché io ho fatto prima una carrellata guardando le foto. Massimo dice siamo invecchiati tutti, no, lui sta giovane Massimo, ti sta invecchiando. Ma loro gli sta giovani perché Roberto pare che facendo insieme con voi questa attività non invecchia mai. Facciamo, come abbiamo sentito prima, un grande applauso a questo gruppo. Io vorrei aggiungere agli interventi fatti prima, scherzavo Massimo, agli interventi che ho sentito prima, aggiungerei che oltre al tono e al taglio di volontariato, di beneficenza e di raccolta e di proseguo della cultura del nostro territorio polesano, del Delta del Po aggiungerei, perché voi attraverso la barzelletta, il cantare, i costumi, gli usi, la nostra usanza popolare che viene dal passato e 60 anni siete giovanissimi ancora, giovanissimi. Io direi che sono una figura di questo territorio fondamentale. E mi fermo qua perché interventi ce ne saranno ancora, io vi devo fare grandi congratulazioni perché quello che fate con l'animo che fate e le persone che tutti voi siete veramente tanto di cappello. Complimenti! Grazie, sì, volevo prendere il palco. Ciao Moreno, grazie. Noi alla fine Montemponi stringono sempre amicizia con le istituzioni, perché voi siete qui, giustamente come istituzioni, ma alla fine siete nostri amici e lo dimostrate sempre. Prego, Assessore Cristiano Corazzari. Grazie, ciao a tutti e grazie per avermi invitato a questa bella inaugurazione di una mostra straordinaria. Io vi porto naturalmente, oltre al mio saluto, quello della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, c'è anche Laura Cestari che è appena arrivata, è mia collega, e noi siamo veramente orgogliosi di quello che fate, di quello che avete fatto in questi anni. È un traguardo importante, ma è l'inizio di una ulteriore storia altrettanto importante. Quello che vogliamo sottolineare è che voi siete un vero e proprio patrimonio della nostra comunità, del nostro Polesine, perché valorizzate, coltivate tradizioni, folklore, cultura che non è una cultura minore, ma è una cultura di altissima dignità e che è la cultura più profonda e popolare radicata in tutte le nostre famiglie, in tutti i nostri paesi, che non dobbiamo perdere, perché dietro questa cultura, dietro questo folklore, dietro la lingua, i dialetti, ci sono dei valori molto profondi che sono quelli che ci tengono uniti, che tenevano uniti i nostri vecchi e che dovevano essere anche quelli che devono tenere uniti la comunità del futuro, la solidarietà, l'amicizia, il fatto di non lasciare mai indietro nessuno, il fatto di comportarsi bene, di voler bene alla propria terra. Voi nel vostro folklore ci insegnate tutto questo e non è un caso se ogni vostra manifestazione è un successo di pubblico, perché sapete toccare il cuore delle persone. Aggiungo poi una sottolineatura, un encomio per l'attività di beneficenza che fate. Dico che la Regione del Veneto poi valorizza questo tipo di attività perché abbiamo proprio una legge che prevede la tutela, la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta, in questo caso la nostra identità polesana. Quindi grazie, veramente siamo al vostro fianco e complimenti davvero a tutti, grazie. Rimaniamo nella regione, quindi è arrivata, ha avuto un guasto alla macchina, consigliere regionale Laura Cestari, prego. Vengo anch'io lì con lei così non do le spalle a nessuno. Grazie per l'invito, prima di tutto. Sì, sono arrivata tardi perché mi chiamate Montemponi, ma il tempo si vede che oggi non mi è stato d'aiuto, ormai ho imparato anche a capire che guasti ha la mia macchina quando non parlo e sono riuscita ad arrivare. Quindi l'assessore ha portato i saluti della giunta, io porto quelli del Consiglio regionale del Veneto, del presidente Roberto Ciambetti. Ovviamente mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto. Voi siete un'istituzione, chiamate istituzioni noi che facciamo parte un po' in realtà delle amministrazioni con umiltà e semplicità, ma
La realtà è che i Buontemponi da sempre scandiscono anche le stagioni, voglio dire, basti guardare la mostra per la vecchia, per il carnevale, quindi voi siete riusciti davvero con la vostra tradizione, il vostro folklore, addirittura a scandire quelle che sono le stagioni e i tempi di un'intera comunità, e non solo, perché travalicate anche i confini di Adria, appunto attraverso le trasferte che poi possiamo vedere tranquillamente all'interno di questi pannelli. Per cui grazie. Ci sono tradizioni che passano, ci sono eventi anche che stancano a volte, voi siete invece riusciti a mantenervi sani, puliti, semplici, e portate avanti, fate un lavoro che dura da anni e che mi auguro, spero, possa durare per altrettanti anni, altrettanti secoli, insomma. Noi non ci saremo a testimoniarlo, ma spero che poi le nuove generazioni attecchiscano e proseguano nel tempo la vostra attività, che è un'attività davvero encomiabile. Grazie di cuore, avanti tutta, buon lavoro. Grazie Laura, un attimo, ho già dato tutte le spiegazioni, il nostro gruppo disco e il gruppo. Grazie, buon lavoro. Grazie, passiamo ai comuni. La città di Rosolino, Michele Grossato, sindaco. Non sapevo di essere in scaletta, vabbè, porto anche il mio saluto, il saluto della città di Rosolina, anche perché i Buontemponi fanno parte un po' del calendario, ormai è routine che da parecchi anni allietano i nostri turisti sia a Rosolina Mare sia in paese. E un messaggio importante che, oltre, come dire, abbiamo sottolineato prima l'assessore Corazzari, di portare avanti questa polesanità e di conservare, perché sono tradizioni che vanno conservate, però alla base di tutto c'è un grande spirito di solidarietà e di generosità, e questo credo che sia il valore aggiunto di questo gruppo, perché con le raccolte che vengono fatte sono state fatte anche tante buone azioni, sono stati fatti tanti interventi di sostegno a favore delle persone più sfortunate di noi, e questo penso sia l'elogio più importante che possiamo dare a questa compagine. Perciò anche io vi faccio gli auguri di ritrovarci qui tra 60 anni per festeggiare i 120 anni e viva i Buontemponi. Grazie. Grazie sindaco Grossato. Il sindaco di Gaiba, Nicola Zanca. Raccontavo prima a Nicola, saluto tra l'altro il nostro parroco che ho visto adesso, con Massimo Barisò, se vuole parlarsi avanti. Nicola Zanca, a Gaiba c'è stato prima di Bottrighe Don Antonio Cappato, dopo è stato il nostro parroco per 41 anni, quindi c'è anche una sorta di legame con Gaiba. Prego sindaco. Grazie Roberto, e grazie davvero per l'invito di oggi, complimenti anche dal comune di Gaiba. E vi racconto un altro aneddoto che collega la nostra comunità al vostro gruppo folcloristico. Allora, qualche anno fa dovete sapere che Gaiba è gemellata con Collegno, Interland di Torino, perché tanti polesani sono emigrati lì con l'alluvione del 51, quindi tra Grugliasco, Risoli. Ecco, Francesco Casciano. Allora mi manda una foto e mi dice: guarda che sono qui per festeggiare con gli amici polesani, gli amici anche emigrati che stanno da anni a Collegno, e c'è un gruppo polesano che sta facendo uno spettacolo. Ma qual è? Il vostro gruppo, il gruppo folcloristico Buontemponi, quindi vi fate notare, siete veramente degli ambasciatori del Polesine in tutta Italia, e quindi mi ha fatto molto piacere da una parte sentire il vostro eco da altri canali istituzionali, quindi vuol dire che siete riconosciuti un po' dappertutto. E poi vi faccio i complimenti perché riuscite a portare avanti tradizioni polesane, essere appunto ambasciatori della nostra cultura, del nostro folklore, dialetti, canti e balli popolari da 60 anni, quindi questo vuol dire comunque una maturità e anche una costanza da parte di tutti. E poi i complimenti vanno a Roberto perché ci siamo conosciuti in un momento istituzionale con la cerimonia per le benemerenze da parte della prefettura, e quindi sicuramente riconoscimento per il lavoro che hai fatto in questi anni. Quindi io farei un grande applauso al vostro presidente Roberto, perché riesce con grande lungimiranza e entusiasmo a fare da collante per tutto il vostro gruppo. Quindi vi auguro di continuare sempre con tanto entusiasmo, tanta gioia, che sicuramente siete un orgoglio non solo per
questo territorio, ma tutto il Polesine, quindi davvero siamo orgogliosi di voi. Grazie. Grazie signora Sandra. Il comune di Portoviro, Sante e la signora Ruzza, Francesca, ma io chiamerei anche Doriano qui vicino perché siete in tre. Buonasera, porto saluti del sindaco di Portoviro. Io mi sento un po' coinvolto con i contemporanei perché faccio parte del fotoclub di Adria. Roberto è stato uno dei nostri allievi, e poi lavoro insieme a Nicola dall'anno scorso. Io ho visto per l'ultima volta a Rosolina Mare quest'estate, ci siamo divertiti, c'era la sala tutta la piazza piena e la gente si è molto divertita. Poi anche quell'anno che io lavoro con le tecniche reali, ho conosciuto veramente la borsa di esplosivo che stanno iniziando a prima, c'ho cosa da dire. Grazie per quello che fate anche a beneficenza, anche con la Fidas, noi siamo gemellati con la Fidas che il fotoclub di Adria a dare foto per fare i calendari di questi eventi. Grazie tante dell'invito e continuate così. Due parole solo, io dico cavaliere Roberto, cavaliere ragazzi, il cavaliere non è che uno passa adesso il cavaliere solo perché ho il cavallo, no? Perché ha dei grandi meriti, insieme a lui, insieme a chi l'ha preceduto e insieme a tutte quelle persone che adesso sono qui. E ci auguriamo sempre che qualche giovane magari continui, che qui nel futuro sapete che i giovani magari hanno qualche difficoltà. Invece il territorio, per fortuna abbiamo i contemporanei, perché il parco del Delta, loro sono quelli che lo vanno a pubblicizzare dappertutto. E quindi anche quando iniziano lo spettacolo, proveniente dal parco Delta nel Bo, e fa tutta questa roba qua. I contemporanei, simpatica compagnia. Lo dicevamo che arriviamo dal parco ancora quando il parco non esisteva. Complimenti. E poi io qualche anno fa mi sono permesso di coniare una medaglia che è in argento, non è in argento, ve lo dico piano, ma è in argento. Però quello che sta scritto. Ecco qua. È proprio un campioni della solidarietà. Mi sembra che sia un titolo che ci sta veramente calza. Per cui da parte del Portoviro tutta vi ammiriamo e vi vogliamo bene. Continuate così. Complimenti per quello che fate. Grazie Portoviro. Adesso il più giovane sindaco del Veneto, Marco Rossi, sindaco di Frossinelli. Grazie Roberto, grazie per me. Sicuramente da parte mia i migliori auguri per questo 60° compleanno. Io ho meno della metà dei vostri anni, perché io ho 25 anni, ho 24 quando sono stato eletto, e dirò una cosa molto importante, una cosa che noi giovani forse facciamo un po' fatica a vedere e ancora di più ad ammettere. Voi siete l'esempio di quello di cui oggi la società ha bisogno. Siete l'esempio dell'amore per il territorio, l'esempio dell'amore per la comunità, per lo stare insieme, ma soprattutto l'esempio dell'amore per il prossimo. E fidatevi che noi giovani, questo lo notiamo, se ne è parlato tanto, servono giovani, servono forze nuove, ma io vi dico continuate così, continuate perché siete l'esempio per noi giovani e sicuramente dopo questo non posso che invitarvi a Frassinelle, per cui sarete presto miei ospiti. Fatevi un grande applauso. Grazie ragazzi. Prima di dare la chiusura al nostro delegato il sindaco, uno storico amico non può mancare ed è Angelo Zanellato, presidente di Polesine Film Commission, ma ci conosciamo da una vita, è stato uno dei primi amici a servirci. Sì, grazie. Io posso solo dire, dopo che hanno parlato tutti quanti, che condivido tutto quello che è stato detto rispetto alle vostre caratteristiche, capacità e soprattutto cuore. Però vi devo ringraziare perché oltre a farci ridere, a farci star bene quando veniamo ad ascoltarvi, per me, per noi, la cosa più importante che mi avete dato è la vostra amicizia, che va oltre lo spettacolo, è una cosa che si sente quando ci incontriamo per strada, dove ci troviamo negli spettacoli. Ecco,
noi vi diciamo grazie per questo, perché questo altro elemento vi fa grandi. Grazie e tanti auguri. Grazie Angelo. Prima dei saluti del nostro delegato del sindaco Fabrizio, vi invito all'aperitivo che ci sarà fra poco per tutti. C'è anche una soppressa casalinga, magari finché ce n'è la distribuiamo. Prego. Ecco, Laura Cestari che è arrivata tardi, c'è da fare una firma, poi il saluto del nostro albo. Prego. Io gioco in casa, perciò questo gruppo ormai lo conosco bene, solo da fare applausi. Ormai avete cantato tutti le piazze e teatri di tutto il Veneto, però quello che è anche importante è che in questo periodo dove lottiamo quotidianamente tra problemi economici, guerre e incertezze quotidiane, trovare momenti e voi come gruppo di Ponteponi siete tanto in cuore per queste cose qua, perciò io devo solo ringraziarvi, anche perché ormai anche tutto il lavorato che loro fanno durante il periodo dell'anno va a associazioni, a ospedali, progetti per malattie dove potete dare il sorriso anche a chi ha veramente bisogno. Perciò io devo solo essere grato di questo gruppo qua e siete magnifici. Grazie. Grazie Fabrizio. Allora, le nostre signore sono pronte, se voi volete accomodarvi è tutto fatto in casa, quindi accomodatevi. Domani sera per chi viene faremo una serata di ricordi e saluti, ci sarà anche la FIDA secondo il Presidente, per chi vieni domani sera avremo la Presidente che interverrà, se vuoi anche tu fare un breve saluto, visto che stai partecipando. Va bene, Prego. Buonasera a tutti, sono onorato di partecipare a questo evento che è straordinariamente bello, storico e non si può dire altro che fare i complimenti al gruppo, ma soprattutto al gruppo voglio fare anche degli altri complimenti, perché io sono rappresentante dell'Associazione dei Donatori di Sangue e rappresentante della FIDAS Foresana, e quindi loro ci portano la solidarietà in tutte le loro manifestazioni. Grazie di cuore per tutta l'associazione. Arrivederci. Velocissimamente perché c'è la messa, così ci dà la benedizione e ci saluta il nostro parroco Don Massimo Barisoni. Allora, un traguardo grande, 60 anni, dico solo che ha fatto da ponte tra diverse generazioni, i vecchi di una volta, ma anche i giovani che questo delle facce nuove. Ecco, essere ponte tra le generazioni penso che sia una caratteristica bella di questo gruppo qui, non solo qua a Potringhe, ma direi in provincia, ma anche in Piemonte, Lombardia, ecco. È un raccordo bello, tenere vivo le radici del nostro paese e anche prospettare, ecco, dei momenti belli anche per il futuro. Congratulazioni a quei 60 anni, specialmente a questo colonna che tiene sul gruppo intero. Grazie Don Massimo. Accomodatevi pure. Si sposa. Non te vai a buttare, quindi. Evviva!